una grande persona che voleva bene al territorio, lavorava per il territorio e aveva fatto del nostro istituto di credito quasi dopo la sua famiglia la cosa più importante per lui. E arrivando da un sistema bancario molto diverso dal nostro, ha potuto esprimere quelle che erano appieno quelle che erano le sue qualità, lavorando 10 ore al giorno e dandoci un esempio di impegno, di passione per il lavoro e soprattutto dandoci un esempio di dignità personale nel lungo momento della sua malattia. Lino Mian, presidente di Friuli Ovest Banca, ha un'iniziativa molto interessante per il territorio, una borsa di studio dedicata al compianto direttore Giacomino Pasquin sull'imprenditoria giovanile, elemento a cui la banca è da sempre molto legata. Sì, da sempre la nostra banca riserva un'attenzione particolare al mondo dei giovani, cosciente che dobbiamo costruire un futuro per questi giovani e quindi abbiamo preso la palla al balzo di organizzare, di mettere in piedi questa borsa di studio proprio dedicata soprattutto all'imprenditoria giovanile, proprio per far emergere quelle che sono le energie del nostro territorio. Io credo che ormai bisogna puntare a far uscire le energie che il territorio ha, proprio per costruire quel tessuto anche economico che sarà il futuro dei nostri giovani. Lo abbiamo fatto nel ricordo di una persona speciale, Giacomino Pasquin, che è stato il nostro direttore generale, che è mancato nella metà del 2014, una persona speciale come professionista, un gran professionista, ma anche un grande uomo che ha lasciato in eredità alla nostra banca e ai nostri collaboratori un esempio di che cosa significhi nel concreto il lavoro fatto bene, il lavoro fatto con dedizione, la passione e non ultimo e non meno importante l'esempio che ci ha dato durante la malattia, una malattia lunga portata avanti con grande dignità senza mai perdere di vista quella che era la sua creatura, la nostra banca, Friuli Ovest Banca.